Galveston è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo dell'omonima contea nello stato del Texas. La città si trova sull'omonima isola del Golfo del Messico e fa parte dell'area metropolitana di Houston. Fu proprio lì che, alla fine del XIX secolo, accadde uno dei fatti più misteriosi e inquietanti della storia del luogo. La vicenda si incentra sulla figura di Leland Vidal. Il 1° gennaio del 1898 questo strano personaggio scese da uno dei battelli che trasportavano le persone sull'isola di Galveston, portando con sé 2 capienti valigie. Era un uomo alto, affascinante, sulla trentina, vestito con abiti eleganti e ricercati, più adatti a un palcoscenico che alla strada. Infatti, egli era un artista e il primo posto dove si recò una volta sceso dal traghetto fu il McGee Theatre. Aveva appuntamento con un impresario, nonché proprietario del teatro, che restò strabiliato dalle magnifiche capacità di prestigiatore e illusionista di Vidal, ma lo fu ancora di più quando poté ammirare le sue doti di ventriloquo. Poco tempo dopo, Vidal prese a esibirsi con grande successo sul palco del McGee, incantando la platea con i suoi numeri, ammaliando adulti e bambini con le sue illusioni al limite dell'incredibile. I giornali locali scrissero meraviglie sui suoi spettacoli, facendo fluire moltissimi altri spettatori, tanto che, nell'arco di 6 mesi, da sconosciuto e misterioso squattrinato, Vidal divenne il proprietario di una sontuosa villa di 2 piani sulla Galveston Bay. Ad attrarre le persone non erano solo le sue eccelse qualità, la sua avvenenza e la sua parlantina maliante, ma anche l'alone di mistero che lo avvolgeva. Di lui nessuno sapeva nulla, né da dove venisse, né chi lo avesse istruito a quell'arte. Molti furono i giornali che tentarono di estorcere informazioni più sostanziose sul suo passato, ma Leland Vidal non dava mai soddisfazione. Fu proprio la sua principesca abitazione di Harborside Drive il fulcro di tutta la vicenda. A partire dal novembre del 1898, infatti, il fascino carismatico di Vidal iniziò a trascendere gli impalpabili confini del teatro, facendo orbitare al suo seguito una ricca gamma di persone altolocate che presero a frequentare con ritmi mensili la sua villa. Fra queste, il proprietario del teatro Malcolm McGee e sua moglie Lena, Steve Beam, proprietario delle pescherie Beam, Dick Ollom, il direttore del Galveston County Daily News, Adele Wright, scrittrice rinomata. Fino al febbraio del 1899 nessuno aveva idea di come quel gruppo occupasse le serate all'interno di quelle mura, ma la comunità intera aveva iniziato a percepire un qualcosa di sinistro. Il ventriloquo, che per la gente benestante dell'isola continuava a essere un magnifico uomo di spettacolo, iniziò ad assumere connotazioni diverse per il resto della popolazione. Il sipario su quel mistero si sollevò solo il 23 febbraio di quell'anno, quando iniziò a circolare una voce molto inquietante riguardo a ciò che si svolgeva nella dimora di Vidal. A quanto pareva, in una delle valigie che l'artista aveva portato con sé, stava custodita la sua marionetta preferita, che però, fino a quel momento, non aveva mai mostrato in pubblico, limitandosi a utilizzare quelle di proprietà di McGee. La cosa era piuttosto insolita, dato che, di norma, un ventriloquo usa sempre un proprio pupazzo durante lo spettacolo. C'era però una precisa ragione a monte di tale scelta. Le voci sfuggite dall'interno della casa di Vidal riguardo ai numeri privati del ventriloquo erano state diffuse da Roger Nelson, un cronista che era riuscito a entrare nelle grazie dell'artista. Nelson, che partecipò ad almeno 3 degli spettacoli privati di Vidal, rivelò che la marionetta segreta del ventriloquo era il cadavere imbalsamato di un uomo non più alto di 1,25 m. Lo stesso proprietario aveva spiegato al suo pubblico selezionato che quella mummia erano le spoglie di un eunuco nano cinese della dinastia Ming. Il nome del nano era Liu Jin, continuava Vidal, e di lui si diceva che fosse stato concepito da una donna stuprata da un Luduan, uno spirito dotato del potere di conoscere la verità. Per questo motivo Liu Jin, seppur basso e deforme, aveva ereditato il dono della chiaroveggenza. Questa qualità era stata molto apprezzata nella corte dell'imperatore, almeno all'inizio, fin quando il potere profetico del nano castrato non prese a intimidire altri eunuchi del palazzo che tessevano intrighi ai danni del governo. Liu Jin fu avvelenato durante un banchetto, ma questo giovò poco ai suoi assassini. Secondo la leggenda, su consiglio del padre adottivo dell'eunuco, l'imperatore fece imbalsamare il corpo del piccolo uomo e fece anche in modo che le braccia, gambe e mascella fossero mobili, come quelle di una marionetta. Malgrado defunto, Liu Jin non aveva perso il potere della veggenza e riuscì a individuare i suoi assassini, che furono torturati a morte.
Durante le serate organizzate da Vidal, il ventriloquo si esibiva con Liu Jin, il quale era sempre agghindato con un sontuoso abito di seta di foggia orientale, un intrico di dragoni rossi e oro su un lucente sfondo verde-blu. Dalla testa calva e raggrinzita, ricoperta da un sottile strato di pelle giallastra, penzolava una treccia di capelli rinsecchiti che gli arrivava alla vita. Nelle esibizioni, illuminate sempre da poche candele, la mummia pupazzo pareva animarsi sulle ginocchia del suo proprietario. La sua mandibola si alzava e abbassava, le sue mani si muovevano, parlava inglese con un forte accento cinese e, naturalmente, la sua specialità era indovinare cosa gli spettatori avessero all'interno delle tasche, oppure a cosa stessero pensando. Seppur stupefacenti, quei numeri non si spingevano che di pochi gradi al di sopra degli spettacoli che Vidal presentava a teatro normalmente. Tutto prese a cambiare quando l'artista iniziò a rendere le sue rappresentazioni decisamente meno piacevoli. Liu Jin era caratterialmente diverso da Vidal. Se il ventriloquo manteneva sempre un atteggiamento di melliflua cortesia, infarcendo i propri discorsi con parole magniloquenti e modi garbati, il suo pupazzo cadavere era invece di indole lasciva e sboccata. Non si faceva problemi a usare linguaggi scurrili e volgari anche nei confronti del suo pubblico. Una sera, come Nelson riferì, si rivolse alla moglie di uno dei presenti dicendole che avrebbe gradito da lei un rapporto orale, se fosse stato ancora provvisto dei genitali. Oltre a ciò, la mummia iniziò a rivelare fatti sconcertanti. Disse ad Adele Wright, per esempio, che suo marito la tradiva con l'insegnante di pianoforte del figlioletto, e non esitò a svelare che il figlio di Steve Beam non era morto in seguito a un malore improvviso, ma si era suicidato coi sonniferi dopo che il padre aveva scoperto la sua omosessualità. Nelson, da buon cronista, era pronto a scrivere un articolo su queste serate oscure, ma non ebbe mai il tempo. Riuscì solo a diffondere queste poche voci prima di essere trovato morto su una spiaggia. La polizia indagò sul delitto, ma sembrava che l'uomo, in forte sovrappeso e accanito fumatore di sigari, fosse stato stroncato da un infarto. Nessuno però seppe spiegarsi come mai si trovasse sulla spiaggia al momento della morte. L'ultimo a vederlo in vita fu un suo amico in un pub non distante dal litorale dove fu rinvenuto il corpo. Il conoscente riferì agli investigatori che Nelson gli era apparso molto agitato, pallido e sudato, come se stesse male, anche se quando si informò al riguardo il giornalista affermò solo di non aver digerito bene. Da come si comportava, il conoscente ne aveva però dedotto che Nelson dava l'aria di uno che stava aspettando qualcosa o che doveva incontrarsi con qualcuno, poiché continuava a lanciare occhiate all'orologio. La morte del cronista non fu mai messa in relazione con le serate nella villa di Vidal, almeno non ufficialmente. Ciò nonostante, da quel momento in poi il pubblico del ventriloquo prese a farsi sempre più reticente. Quelli che parevano a tutti gli effetti adepti delle misteriose arti oscure di Vidal iniziarono ben presto a temere i suoi modi raffinati e il suo sguardo ipnotico. L'ultima serata alla dimora di Vidal si sarebbe dovuta avere il 16 settembre 1899. Ma nessuno vi partecipò. McGee, pochi giorni più tardi, contattò Vidal per comunicargli che non gradiva più averlo alle sue dipendenze. Voci non confermate aggiunsero che McGee minacciò il ventriloquo di gravissime ritorsioni se avesse osato rivelare altri dettagli privati sulla sua vita a chiunque e in qualunque posto. Arrivò persino a intimargli di andarsene dall'isola. Vero o meno che sia, Vidal lasciò realmente Galveston il 6 ottobre, portando con sé solo le 2 valigie con le quali era arrivato l'anno precedente. Abbandonò l'isola nello stesso modo in cui era comparso, senza preavviso, senza spiegare cosa lo spingesse ad allontanarsi. Nessuno sentì più parlare di lui o del suo inquietante Liu Jin, quasi che il mistero da cui erano nati li avesse riaccolti in seno. Dietro di sé non restò alcuna traccia, come se nella grande casa affacciata alla Galveston Bay non avesse abitato nessuno. Non lasciò nulla, eccetto una cosa. Quando gli impiegati dell'agenzia immobiliare entrarono nell'abitazione, trovarono una busta sul tavolo del salotto. Nella busta, ripiegata in 4, un foglio bianco che recava un elenco di nomi: Malcolm McGee e sua moglie Lena, Steve Beam, Dick Hollom, Rufus Mathis, Arthur Swift e sua moglie Gloria, Norman Giles e sua moglie Lorraine, Matthew Adamson. Tutti loro avevano partecipato assiduamente agli spettacoli privati di Leland Vidal. I nomi erano scritti in nero attorno a 2 ideogrammi tracciati in rosso. Nessuno seppe dare un senso a quella lettera fino all'anno successivo. Fra il 4 e il 9 settembre del 1900, una terrificante tempesta atlantica si abbatté sulla città, distruggendola quasi completamente. Morirono moltissime persone, fra cui tutte quelle stilate da Vidal sul foglio.
Gli ideogrammi erano già stati tradotti tempo addietro, ma nessuno ne aveva compreso il significato, che con il senno di poi assumeva un aspetto decisamente nuovo ed inquietante. Significavano uragano. Le informazioni riguardo l'Elan Vidal sono tanto vaghe e misteriose che alcuni sono arrivati a pensare che egli sia stato creato ad arte da Malcolm McGee per risollevare l'economia del suo teatro, che in quel periodo stava affrontando un momento di crisi. Per ingolosire gli spettatori, quale espediente migliore che un misterioso straniero venuto dal nulla, con alle spalle un torbido passato? Alcuni storici pensano che persino le serate a casa di Vidal fossero mistificazioni architettate ad arte dal ventriloquo e dall'impresario, il quale era cognato di un investigatore privato grazie al quale avrebbe potuto verosimilmente ottenere informazioni insabbiate sugli altri ospiti. Non si spiegherebbe però come mai McGee avrebbe dovuto licenziare Vidal su due piedi, perdendo non solo la sua gallina dalle uova d'oro, ma anche creando un nemico che poteva rivelare la sua truffa. Fra il 1898 e il 1899, inoltre, la comunità nera di Galveston venne funestata da diverse strane morti che coinvolgevano soprattutto bambini e adolescenti. Nessun poliziotto svolse accurate indagini al riguardo. Non solo i casi non furono presi in esame, ma la loro gravità fu persino minimizzata, malgrado ben 5 ragazzi fossero stati trovati morti con profonde lacerazioni nell'area pubica. L'antropologa e giornalista Julianne Turnbull condusse a proprie spese una ricerca di ben 2 anni che si concluse nel 2005. Ne risultò che oltre alle 5 vittime ufficiali, altri 3 bambini scomparvero e di loro non si seppe più nulla. Giravano inoltre alcune voci, nei quartieri della gente di colore, riguardo a un misterioso figuro che si aggirava nottetempo, in compagnia di un vecchietto nano o di un brutto bambino. Non è mai stato confermato alcun collegamento fra le morti, le sparizioni e l'Elan Vidal, il quale, come moltissimi altri all'epoca, disprezzava apertamente i neri e non fu mai visto aggirarsi nei loro quartieri.